Buonasera telespettatori di Antenna 3, ben ritrovati con 20:10, l'approfondimento quotidiano dei nostri telegiornali. Questa sera parleremo di A4, di viabilità verso le principali direttrici del mare, della nostra costa, del nostro litorale. In studio qui con me ospiti Angelo Faloppa, presidente dell'Ascom Confcommercio di Jesolo San Donà. Buonasera, grazie per essere qui con noi. E Luca Marchesan, capogruppo della maggioranza di San Michele al Tagliamento, già assessore ai lavori pubblici del comune di San Michele. Quindi cantieri e traffico, l'incubo A4 sull'estate del litorale. Il titolo della trasmissione, perché gli ultimi dati diffusi da Autovie Venete sono dei dati sicuramente molto confortanti dal punto di vista dell'economia turistica, ma sicuramente preoccupanti dal punto di vista della viabilità e del traffico. In particolare il fine settimana che sta per arrivare, quello del Corpus Domini, secondo le previsioni vedrà un ulteriore incremento del traffico in A4, con un passaggio dai 120.000 veicoli al giorno ai 160.000, con cantieri aperti che sappiamo per la terza corsia tra la Tisana e San Giorgio di Nogaro, che ogni giorno creano rallentamenti e code. Luca Marchesan, voi come amministratori di un comune che si trova appunto nel mezzo tra A4 e litorale, la spiaggia di Bibione in particolare, vi trovate quotidianamente a convivere con questi problemi? A convivere e cercare di rasserenare sia gli animi sia dei cittadini, perché comunque di riflesso veniamo quotidianamente investiti dal grande traffico, dei grandi numeri che si prima citava giustamente, e poi anche per le ondate positive di turismo e di turisti che arrivano. I cantieri sappiamo che creano delle difficoltà. Fino adesso abbiamo anche sollecitato, e su questo bisogna anche ringraziare la concessionaria Autovie Venete, perché bene o male è riuscita comunque a, davanti a delle problematiche come gli incidenti di una settimana fa, a trovare un po' di, come dire, un po' di risposte, dare delle risposte. Chiaro è che certi turisti, come mi dicono qualche imprenditore albergatore di Bibione, la settimana scorsa sono arrivati con 7 ore di ritardo, frutto delle lunghe code. Questo non è un bel biglietto da visita per chi comunque arriva in una località come Bibione e comunque le nostre spiagge, che sono l'eccellenza, e soprattutto l'economia del Veneto, perché non dimentichiamoci che il turismo a oggi è la prima industria che abbiamo nel Veneto. Perciò anche i disagi creati da una semplice, o paradossalmente dico semplice, ma non è così, un semplice cantiere, poi porta dei disagi. Se poi durante la cantieristica succede anche degli incidenti, questo chiaramente non è un bel biglietto da visita. Speriamo comunque che, innanzitutto l'augurio è che questo weekend passi tranquillamente e porti comunque serenità anche a chi viene a fare un po' di vacanza, e che comunque i cantieri procedano, perché effettivamente la terza corsia è necessaria. La terza corsia è necessaria, l'ultimo cantiere è stato inaugurato lo scorso novembre, ci vorranno 3 anni prima che venga concluso, se tutto andrà per il verso giusto, è quello che speriamo. Di certo però si tratta del tratto friulano. Per il tratto Veneto l'autostrada, la terza corsia, si ferma a San Donà, Faloppa, e da San Donà in poi fino alla Tisana la situazione non è certo la più rosea, senza pensare poi alla viabilità ordinaria, dalla Jesolana alla strada che va a Caorle a quella che porta alla spiaggia di Bibione. Insomma, sicuramente disagi ce ne sono e problemi di vecchia data non pochi. Lei ha detto bene, di vecchia data. Io le dicevo prima, quando ci siamo incontrati, io ricordo, ero un ragazzino, ho cominciato a fare l'albergatore a 22 anni a Jesolo, e mi ricordo che la prima assemblea degli albergatori era presente un famosissimo politico, un noto politico, anche nazionale, non solo locale, e garantiva che sarebbe stata fatta la strada, che l'autostrada sarebbe arrivata nei pressi di Jesolo,
tante promesse, e io ero veramente felice perché i miei colleghi, arrabbiatissimi perché erano più vecchi di me, dicevano 20 anni, 30 anni che sentiamo queste storie e non si fa mai niente. E io, da bravo ragazzo ingenuo con tanta buona volontà, dicevo: sono arrivato io, ringraziando Dio, adesso ci fanno la strada. Ecco, io ho quasi 60 anni e non ho visto niente, quindi sono veramente e profondamente deluso. Viviamo in un paese, l'Italia, dove veramente il turismo può essere l'attività, può essere quello che risolve tanti dei problemi, perché crea posti di lavoro, perché abbiamo tutto quello che gli altri paesi del mondo vorrebbero avere per fare turismo. Noi abbiamo tutto, ci mancano le infrastrutture. E qua ci siamo scontrati tante volte con tanti politici che facevano promesse e capivano o non capivano, dicevano: ma cosa vi lamentate? Avete sempre un'affluenza enorme, avete numeri stratosferici. Sì, ma quando noi aumentiamo il 0,01 e la Spagna aumenta il 10%, quando nuove mete in tutto il mondo si aprono e ci portano via centinaia di milioni di nuovi turisti, vuol dire che qualcosa non funziona. Noi abbiamo tantissimi alberghi, a Jesolo sono 360 alberghi, tante strutture, avremo la possibilità veramente di creare maggiore indotto, maggiore occupazione, maggior lavoro. Insomma ce ne sono a Caorle, ce ne sono a Bibione, a Eraclea. Se aggiungiamo la costa intera sono 30, il litorale della regione. Da Cavallino a Bibione sono 30 milioni di presenze. Pensi lei che tipo di attività abbiamo. Eppure siamo così. Adesso stiamo parlando di un tratto della A4. Ma vi rendete conto che poi comincerà un altro piccolo tratto e poi un altro piccolo tratto? Io non ci sarò più, ma quando sarà completata probabilmente a son di tratti la gente veramente sarà stanca, perché se tu pianifichi e programmi una vera riqualificazione, la devi fare tutta. Il disagio deve essere per 2 o 3 anni e basta. Così ci portiamo avanti i soliti disagi all'italiana. È veramente, mi creda, come imprenditori siamo veramente un po' demoralizzati, ringraziando Dio non ci manca mai lo spirito e quindi ci mettiamo la faccia e ci mettiamo la nostra buona volontà, ma ce la mettono tutta per farci passare il sorriso e la voglia di lavorare. Ecco, diciamo che stiamo anche vivendo, la nostra regione, il Veneto sta vivendo, ma l'Italia insomma intera sta vivendo un momento particolarmente favorevole per quanto riguarda il turismo a causa della situazione internazionale, delle tensioni che ci sono in altri paesi dell'Europa, del Nord Africa, che fanno sì che quindi molti turisti preferiscano le nostre località ritenute più sicure, più tranquille. Certo che insomma ritrovarsi con dei problemi di viabilità di questo tipo sicuramente, oltre che a non essere proprio un bel biglietto da visita, è anche un problema non da poco, Marchesan. È vero, e in effetti se però ritorniamo un po' più indietro, io che sono nella terra di mezzo, 50 anni, ma avevo pantaloncini corti e si parlava di TAV, l'alta velocità, tutte le infrastrutture e opere che dovevano, di corridoio 5 che doveva essere Barcellona-Kiev, che poi si è interrotto. Siamo rimasti veramente indietro. Questo è lo spaccato dell'Italia che ci portiamo dietro negli anni e sempre di più, perché gli anni, prima diceva l'amico Faloppa che lui è un imprenditore, l'ha sottolineato, e ha fatto quotidianamente dei sacrifici per raggiungere degli obiettivi. Poi dall'altra parte trovi la parte politica che si fa sentire solo nei momenti elettorali, e questo è quello che rammarica poi, no? Sì, ecco, anche lei comunque è un politico nell'ambito del comune di San Michele, e quindi in qualche modo voi che cosa cercate di fare, che cosa state facendo e che cosa vorreste fare per cercare di risolvere, di dare delle risposte a quelle che sono delle legittime richieste dell'imprenditoria, del mondo, del tessuto economico e sociale dei territori? Diciamo che come amministratori stiamo cercando tutti quanti un colloquio, un confronto costante con tutti i livelli, a tutti i livelli, sia tra i colleghi di comuni vicini, limitrofi, sia con la regione, sia con le regioni confinanti che il Friuli,
sia per il nostro caso, ma anche col governo. È stato bravo il ministro Del Rio quando è venuto a presentare la posa della prima pietra della terza corsia nel tratto, nei 4 lotti della parte friulana e un po' quella veneta anche. È stato bravo a dire noi ci siamo, però è vero, loro come governo ci sono, ma ci devono essere più vicini a noi che comunque siamo sul territorio a fare da diciamo, cuscinetto davanti alle lamentele anche dei cittadini stessi, perché chi ha i cantieri che passano a 500 metri da casa quotidianamente vengono in comune a dire ma cosa fate per i nostri problemi. Dico, perciò dei piccoli problemi che sembrano piccoli a parole, però diventano problemi nella quotidianità di singoli individui e poi a caduta anche verso i turisti. Sarebbe un peccato, proprio in virtù della crisi internazionale che lei ha citato, comunque vediamo che ci sono questi numeri importanti come numero di presenze, come numero di veicoli che arrivano e poi trovarci che proprio per piccole o meglio poca attenzione si rischia di perdere anche questi ipotetici clienti oggi attuali, ma il prossimo anno o prossimi anni non si sa, negli anni a divenire. Ecco, Falopa, finché prima di che cominciasse la puntata si parlava dei clienti, lei sono tanti anni che fa questa attività, diceva di clienti che addirittura da 39-40 anni vengono sulle nostre spiagge, vengono ospiti nella sua struttura. Che cosa è cambiato in questi 40 anni? Nel senso, queste persone, no, che si trovano magari dopo 40 anni ad affrontare ancora dei viaggi, diceva Marchesan prima, arrivano con 7 ore di ritardo dalla Germania perché sono rimasti imbottigliati nel consueto puntuale incidente del venerdì o del sabato sulla A4. Ma ci sono 2 tipologie di clienti. C'è il cliente super affezionato che supera anche questi momenti di disagio, arriva che è distrutto, poi dice metto là la macchina, non la voglio più vedere per 7 o 15 giorni e poi dice ma non è possibile, si lamenta, ma accetta. Ci sono clienti nuovi che invece frequentano le nostre località, magari come diceva lei, perché la situazione congiunturale internazionale fa sì che le nostre località siano più sicure, e arriva abbastanza nervosetto, quindi dobbiamo veramente usare tanta diplomazia per riuscire a metterlo a suo agio, a tranquillizzarlo. Voglio dire, non è che questa situazione magari vi faccia perdere anche dei clienti, sì, uno dice piuttosto che stare 8 ore in macchina, in coda, prendo l'aereo e me ne vado in Spagna, alle Baleari o da qualche altra parte. Ed è quello che effettivamente tante volte ci dicono, anche guarda, l'ultima volta che faccio un viaggio del genere non so più fare. Lei sta usando l'esempio della Spagna. Lloret de Mar è nata vicino a Barcellona come spiaggia di Barcellona. Ebbene, prima di fare le strutture alberghiere hanno fatto 6 corsie, hanno fatto un aeroporto e hanno creato i servizi e poi hanno creato la località turistica. Le nostre località sono più mature, più vecchie e quindi hanno bisogno, probabilmente è più difficile passare nei nostri territori perché sono a alta densità abitativa, ma le soluzioni ci sono. E lo stesso si diceva prima sull'A4, le code di camion che sono interminabili. In tanti altri paesi ti obbligano a mettere il tuo bel camion su un treno e te ne parti col treno e col costo del biglietto, col risparmio di gasolio, hai il biglietto del treno. Quindi a mio avviso, se si volesse lavorare, ce ne sarebbe tanto da lavorare. È che siamo abituati alla quotidianità, siamo abituati a intervenire sull'emergenza e a non programmare. Il Paese Italia, a mio avviso, disperatamente sta cercando di creare posti di lavoro. Tanti di questi sono anche non produttivi, ma hai bisogno di dare lo stipendio a qualcuno. Ebbene, ci sono dei cavalli che bevono, che potrebbero creare posti di lavoro e che potrebbero veramente creare uno sviluppo enorme per tutto il Paese Italia. Bisogna avere la volontà di andare anche verso il cavallo che beve, non sempre verso quello che è cotto e non si muove più.
Ecco Marchesan, perché si fa così fatica, anche voi come enti locali, perché fate così fatica a far sentire la vostra voce, a portare quelle che sono le esigenze ormai imprescindibili di un territorio, a maggior ragione insomma un territorio a vocazione turistica così elevata come il vostro e tutti gli altri del litorale veneto? Perché purtroppo non da adesso ma dagli ultimi decenni è stata la dimostrazione il cambio di governi e che cambiano il tuo interlocutore, la tua persona che magari hai instaurato dei rapporti ai fini appunto di cercare una soluzione. Sono sempre che cambiano, governi che purtroppo non hai più riferimenti, ti mancano. Chi mi ascolta, anche a me come pubblico amministratore locale, chi mi ascolta? Vado da Tizio Caio, c'è una classe dirigente politica anche superiore come livello, ai livelli superiori che dovrebbe essere più attenta, soprattutto io dico e qua lancio un appello ai parlamentari, ai consiglieri, agli assessori regionali che provengono dal nostro territorio e devono essere loro i primi assieme a noi e fare chiaramente a trovare una sinergia per far sì che questi problemi che noi parliamo, però poi alla fine non si riesce a trovare la conclusione e quello che chiaramente poi il cittadino ti chiede, giustamente, e dopo di riflesso, come abbiamo detto, anche il turista, perché quest'anno, i prossimi anni si spera che continuino così, i maggiori arrivi dettati appunto dalla problematica internazionale ci ha favorito. Però c'è anche il rischio che come tutte le cose belle, tutte le belle favole poi finiscano, bisogna stare attenti poi a vedere. Insomma bisogna saperle anche cogliere, esatto, le occasioni positive che arrivano. Noi ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, linea alla regia e noi ci rivediamo tra pochissimo. (20:10), rieccoci in diretta, siamo qui questa sera a parlare di A4, di cantieri, traffico, di questo diciamo incubo, forse la parola è un po' esagerata ma neanche troppo, sull'estate del nostro litorale. In studio Angelo Falopa, presidente dell'Ascom Confcommercio di Jesolo San Donà e Luca Marchesan, capogruppo della maggioranza di San Michele al Tagliamento. Prima della pubblicità abbiamo chiuso insomma dicendo che le opportunità ci sono in questo momento per il nostro territorio, per tutto il nostro litorale, con questo incremento sicuramente consistente di turisti che stanno arrivando grazie alle situazioni di difficoltà internazionale che comunque fanno sentire, fanno percepire il nostro territorio come un territorio più sicuro rispetto a molte altre località. L'altra faccia della medaglia è questo incremento del traffico che la rete viaria del nostro territorio non riesce a sopportare. I cantieri sulla A4, ma non solo, insomma ogni fine settimana stanno mettendo in crisi. Quindi queste opportunità ci sono, ma bisogna saperle cogliere. Allora, parlando di turismo, per noi questi momenti sono fondamentali perché in questo momento, data appunto la situazione congiunturale, tanti nuovi clienti vengono da noi piuttosto che prendere l'aereo e andare sui paesi del Maghreb, in Egitto o in Turchia. Ecco, questo tipo di clientela deve, in questo momento è compito nostro e probabilmente è anche il lavoro più importante che dobbiamo fare, è quello di far percepire la qualità dei nostri servizi e la qualità dei nostri territori. Solo così possiamo cercare, una volta che si riaprono le frontiere, si riapre il turismo internazionale, far percepire perché da noi costa di più, perché andare in Turchia o in Egitto costa molto meno, ma hanno dei costi mostruosamente diversi dai nostri, ma dobbiamo fargli percepire la qualità che abbiamo noi. È l'unica possibilità di mantenere e di acquisire una nuova fetta di turismo. La viabilità, noi abbiamo due grandi vallichi che portano da noi, il Brennero e Tarvisio. Tarvisio si becca i lavori della terza corsia e quello diventa veramente un problema, ma poi abbiamo una parte che si allarga e entra sul Brennero proprio per non incorrere in questi lavori.
e arrivano facilmente in autostrada dalle nostre zone, e poi ma restano imbottigliati. Poi si beccano la Treviso Mare da noi o la strada che arriva da Mestre, dall'aeroporto di Venezia, che effettivamente sono disastrose. Ecco, a queste bisogna porre rimedio. A queste non possiamo assolutamente rinviare la decisione di cosa fare. C'era un project finanzi, adesso sono titubanti, volevano fare l'autostrada del mare, ma chi la voleva fare era un gruppo, un pool di imprenditori che vedevano la possibilità di fare business e probabilmente erano anche gli unici che potevano finanziare un'opera di questo tipo. Ma adesso i tempi non sono più quelli di una volta e quindi hanno difficoltà anche loro. Io non sto a dire autostrada del mare, superstrada, pagamento o non pagamento, io dico che località come le nostre non possono avere una viabilità a terzo mondo e non possono assolutamente avere questo tipo di situazione, che non è più solo il weekend, perché se facciamo in questi periodi molto importanti, facciamo quella strada tutti i giorni, che sia lunedì, martedì, mercoledì, è sempre un imbottigliamento. Addirittura il cliente adesso che si è fatto furbo non fa più come una volta da sabato al sabato, ma fa da lunedì a lunedì. O tantissimi fanno da lunedì a lunedì. Però che a lunedì, le assicuro, il traffico dalle nostre parti è veramente una piaga. Ecco, diciamo che poi alle volte qualcuno ci mette anche del suo. A questo proposito ricordiamo 2 settimane fa, proprio nella vostra zona, è capitato quello, diciamo equivoco, chiamiamolo così, dei lavori sul ponte tra Caposile e Porte Grandi. Sembrava, insomma, anzi era comparso ufficialmente che il ponte doveva rimanere chiuso, compresa quindi la strada di viabilità di accesso al litorale per 4 mesi all'inizio dell'estate. 180 giorni, anche 6 mesi. Anche 6 mesi, ecco, ancora di più. Retromarcia in extremis, lavori rinviati all'autunno, ad ottobre, insomma, quindi diciamo marchesana che insomma anche nel loro piccolo le amministrazioni qualcosa possono fare. Sì, senza dubbio, noi abbiamo anche i nostri contermini, che è il comune di Lignano, che ha una strada, perché il turista tedesco che esce dal casello di Latisana va verso Lignano, però poi si devia verso Bibione su una strada che è impercorribile. Sollecitati, però sembra quasi che sia la regione, sia la provincia di Udine che è strada e i comuni vicinanti non sembrano essere interessati. Io spero che... Perché poi, mi scusi se la interrompo, c'è anche un po' la guerra tra un comune e l'altro, perché si parlava in tempi recentissimi dell'apertura anche di un nuovo casello, un casello un po' prima, diciamo, per chi viene da Venezia, un po' dopo per chi arriva dal Friuli, di quello di Latisana, in maniera tale da dividere il traffico, quello che va a Lignano e quello che va a Bibione, così da evitare quell'imbottigliamento che si verifica purtroppo ad ogni fine settimana, ma ad ogni occasione di ponte o di momento di particolare. In effetti il CIPE, perciò già sul piano finanziario di Autovie Venete c'è la realizzazione ipotetica. Il problema è le risorse che mancano e di volta in volta vengono spostate di annualità. Come prima, 20 anni che parliamo di casello, casello sì, casello no, casello Visopoli, casello San Michele. Io credo che serva un'infrastruttura, un casello, serve però soprattutto tutte le strade secondarie che portano poi verso le spiagge, che siamo lì, sono interessate l'ANAS, la statale 14, che sono spesso stradine di campagna o poco più. Esattamente, o le ex provinciali, città metropolitana, come dir si voglia, tutte stradine che comunque stradine, perché poi parliamo di grandi opere e poi ritorniamo sempre alla fine su problemi che vanno risolti poi sul posto. Io credo che
assieme, prima parlavo di sinergia tra i vari enti, ma anche assieme sicuramente su la pressione doverosa e legittima da parte degli imprenditori, bisogna fare degli investimenti. Sarà la nostra cura ed è un obbligo morale soprattutto cercare di trovare questa sinergia e far sì che dalla sinergia si porti ai fatti, perché veramente siamo veramente, come diceva prima il dottor Faloppa, siamo veramente con infrastrutture da terzo mondo. 20 anni fa c'è stata la caduta del muro di Berlino, perciò la cortina dell'est si è aperta, c'è stata questa invasione di traffico reale e noi non siamo stati pronti e capaci di in 20 anni e più a fare delle risposte. Una gran parte dei nuovi turisti della nostra zona provengono proprio dall'est, dai paesi dell'est. Certo. I tedeschi di una volta adesso sono gli ungheresi, che stanno diventando veramente una clientela importante e anche con capacità finanziaria buona. La Russia, che in questi periodi da qualche anno è in difficoltà perché con le chiusure che ci sono state hanno difficoltà per i visti, ma stava diventando veramente importante per i nostri territori e non solo per il ricettivo, ma anche per tutto il commercio, perché russi voleva dire anche commercio, e che è un altro dei settori, probabilmente è quello che soffre molto di più rispetto al ricettivo. Il negozio tradizionale è quello che veramente ha maggiori difficoltà. Vede, poi noi ci rimpalliamo spesso anche nelle discussioni politiche, perché se uno propone quello che dicevo prima, l'autostrada di mare o una superstrada, c'è sempre quello che dice ma e poi quando arrivo là cosa faccio? E allora bisogna fare prima questo o prima quello, e ci perdiamo in queste chiacchiere e alla fine non si fa niente, non c'è programmazione. Poi io non sono uno di quelli che dice che devo avere 8 corsie perché voglio tutte le macchine sotto l'albergo, parcheggi scambiatori, navette, sono disponibili a tutto. Però dico una cosa, abbiamo 2 aeroporti importanti e il futuro del turismo viaggia con gli aerei. Abbiamo 2 aeroporti, Treviso e Venezia, che sono importantissimi per noi. Perché non creare dei collegamenti con delle navette? Questo sì, con la metropolitana in superficie. Vuol dire togliere macchine, vuol dire dare velocità, vuol dire creare veramente sviluppo, ed è quello di cui noi abbiamo effettivamente bisogno. Guardate che il futuro sarà sempre più su aereo più che su macchina, che su gomma, e quindi anche su questo ci faremo trovare ancora una volta impreparati. Ecco, il tempo sta quasi per finire. Faloppa, volevo approfittare per chiederle una cosa, perché sono rimasta molto colpita ieri dalle dichiarazioni del direttore generale dell'ULSS del Veneto Orientale, proprio sulla questione dei tuffi dai pontili. Non c'entra con la viabilità, ma sicuramente è un appello molto importante quello che è stato lanciato dall'azienda sanitaria, perché negli ultimi 10 giorni 4 ragazzi hanno riportato gravissime lesioni alle vertebre, uno resterà tetraplegico perché si sono tuffati dai pontili nell'acqua troppo bassa, e da qui c'è stato anche un appello a diffondere attraverso le strutture turistiche, attraverso i negozi. Spesso si tratta di ragazzi stranieri che magari non sanno che l'acqua sotto è così bassa, e quindi a diffondere anche questo messaggio. Sì, diciamo che chiudere un pontile è utopia, perché è praticamente impensabile. Però maggiore informazione sì, quella la possiamo fare tutti assieme, ed è quello che ci impegneremo a fare assieme al dottor Carlo Bramezza. Senz'altro lui ha lanciato una provocazione, però noi dobbiamo coglierla e collaborare con lui, perché dovremo assolutamente fare maggiore informazione. Una volta in testa ai pontili ti potevi tuffare perché c'era meno sabbia e l'acqua era più profonda. Adesso, grazie all'allungamento dei pennelli, abbiamo recuperato parecchia sabbia in più, e quando arrivi in testa al pontile magari ti trovi con 30-40 cm d'acqua. Il problema per noi quando si parla di erosione è sempre in 1,5 km dove mancano i pontili, ma dalle altre parti effettivamente sabbia ne è arrivata.
Quindi anche questo dovrebbe far ragionare tutti coloro che non vogliono fare i lavori perché dicono no, ma forse è meglio così, forse è meglio colà. Però col forse è meglio così colà stiamo andando avanti ogni anno a spendere centinaia di milioni di euro di portare sabbia ogni anno, che poi il mare, basta una mareggiata, un bel scirocco e ci porta via tutto di nuovo. Ecco, Bibbione non ha questo problema, mi sembra, fortunatamente per gli imprenditori di Bibbione. Non ha pontili, per fortuna, in quel caso, diciamolo, però sì, un grande problema dell'erosione. Purtroppo sappiamo benissimo che abbiamo un fiume, il più grande fiume alpino del nord Italia è il Tagliamento, da una parte, dall'altra parte abbiamo il Piave, per di conseguenza tutte le mareggiate che poi arrivano con i venti di scirocco portano poi ai disastri, perché poi dobbiamo rincorrere spendendo dei soldi nel ripascimento. Certo. Io credo che noi siamo stati il primo comune della costa veneta a partire con il sabbiodotto. È un'opera importante, vedremo se questo potrà dare quei risultati che tutti ci attendiamo, quello del ripascimento attraverso appunto il sabbiodotto. È chiaro che se inizia a mancarti la spiaggia vuol dire mancare la risorsa primaria per il turismo, perché poi il turista viene per la spiaggia, non è che venga oggi, veniva ieri, oggi noi cercheremo anche di legarla all'ambiente. Bibbione sta sempre più caratterizzando per spiaggia legata all'ambiente, proprio perché siamo legati al mare, perché abbiamo una laguna importante, la laguna il Tagliamento, e quell'ambiente naturale che vorremmo continuare a mantenerlo attraverso anche come biglietto da visita proprio per i turisti. Questo è quando si parlava di cercare la qualità anche attraverso il turismo. Questo che noi come San Michele, come Bibbione vorremmo e vogliamo continuare a sottolinearlo, e soprattutto a far sì che attraverso le famose bandiere blu, che non è poco conto, che certificano sia la balneazione, sia il tipo di acqua, sia l'ambiente, io credo che siano quelle non tanto bandiere, ma quelle testimonianze di lavoro importante. Tra l'altro è proprio di oggi la notizia fresca insomma, degli ultimi dati e delle ultime bandiere blu che sono arrivate ed hanno promosso tutta la costa del Veneto e anche i laghi, tutte acque balneabili, pulite. E quindi volevo fare solo una battuta: quando a Rio de Janeiro nel 1990 hanno parlato di sviluppo sostenibile è perché lo sviluppo non lo puoi fermare, ma deve avere un'ottica di sviluppo sostenibile, ed è quello che noi cerchiamo di fare sulle nostre coste. È difficile perché è più costoso, ma è indispensabile per lasciare un futuro anche ai nostri figli, è indispensabile. Questo è certo, turismo sostenibile, sviluppo sostenibile, però in relazione anche a quello che era insomma l'argomento di questa sera della viabilità e dello sviluppo che le infrastrutture che sono carenti purtroppo. Guardi che anche questo vuol dire meno inquinamento, perché meno stanno in coda le macchine e meno si inquina. Quindi arrivare più velocemente a scorrevoli vuol dire anche meno inquinamento. Su questo non c'è dubbio. Quindi noi siamo ora al termine di questa puntata di 20 e 10. Io vi ringrazio per essere stati qui con noi. Speriamo naturalmente che questo fine settimana, nonostante le previsioni di code e di traffico molto intenso, si svolga tutto insomma, regolarmente, senza problemi. Grazie a Luca Marchesan del Comune di San Michele al Tagliamento, grazie ad Angelo Falloppa, grazie a voi telespettatori per averci seguito. Noi ci vediamo come sempre domani sera alle 20:10. Grazie, buonasera.